bentrovati amici di DTV, siamo al secondo appuntamento della settimana con le cantine di Platone, grazie ancora per essere qui con noi, grazie anche a Dagmar e Valentina, ci faranno compagnia per tutta la settimana. Questa settimana, ieri abbiamo iniziato a conoscere un autore davvero interessante, noi siamo davvero onorati e contenti di averlo qui nel nostro salottino culturale. Lui è Alan Loreti ed è il biografo ufficiale di un grandissimo giornalista, scrittore scomparso nel 2004 che è Tiziano Terzani e insomma parleremo di lui, del suo libro e di tutto quello che c'è dietro quella figura di questo personaggio davvero carismatico. Vi presento Alan Loreti. Alan, buonasera. Perdonami, l'ho sbagliato il tuo nome. Non preoccuparti. Alan Loreti, ecco, adesso camminerò sui ceci fino a domani mattina per farmi perdonare. Alan Loreti scrive di Tiziano Terzani La vita come avventura. Ieri lo dicevamo, anche il tuo iniziare proprio questa come dire, questa occasione, l'aver colto quell'occasione di scrivere la vita di questo personaggio è iniziata veramente come un'avventura, perché lo dicevamo ieri, no? Tu scrivi: ho visto Tiziano Terzani una sola volta nella vita, è successo a Firenze nel 2002, schiacciato tra gli scaffali e la folla di clienti di una libreria. Lo ascoltai per circa un'ora prima di scappare in stazione per non perdere l'Eurostar e l'ultima coincidenza per rientrare a Imola. Ricordo sopra ogni cosa la sua risata potente, dal timbro piratesco, di chi la s'allunga e ha vissuto avventure incredibili. Un grande affabulatore che fiutava nell'aria l'attesa, la sorpresa e le parole più adatte, animate da lunghe braccia pelose e grosse mani da boscaiolo. Chi l'ascoltava era irretito da questo fascino e percepiva nelle sue parole la sicurezza di chi governa la propria vita, di chi non è sottoposto né sottoponibile a servitù. Il genere di franchezza che nella vita può costarti cara, eppure è la sola qualità che può definirti come uomo libero. Infatti questa è proprio l'accezione, la descrizione secondo me migliore che si possa dare a questo uomo libero. È stato davvero così Tiziano Terzani, un uomo libero? Sì, tra l'altro questa definizione fu data da suo figlio Folco durante un'intervista. Tutti volevano sapere appunto dal figlio: ma chi è stato tuo babbo, chi è stato tuo padre? E Folco diede questa risposta semplice e lineare: un uomo libero. La cosa interessante è che per diventare un uomo libero Terzani ha investito tutte le sue risorse, tutte le sue energie. Devo dire che è stato anche un uomo estremamente fortunato, e lo riconosce tra l'altro lui stesso nelle sue opere, perché ha incontrato una donna straordinaria, Angela Staude, che è stata veramente la donna che l'ha accompagnato per tutta la vita e che gli ha permesso di essere se stesso. Quindi hanno vissuto insieme metà della loro vita in Asia e insieme hanno costruito non solamente una famiglia, ma anche un modo di vivere la vita in maniera avventurosa, spesso anche pericolosa, perché Terzani era un corrispondente di guerra, quindi era impegnato in vicende, in cose insomma, non molto, diciamo, facili. E quindi devo dire che l'esperienza umana e letteraria di Terzani vanno veramente di pari passo. Dicevamo ieri che non c'è stato, l'hai incontrato una volta nella tua vita, ma non c'è stato modo poi di conoscerlo no. Personalmente. Questo è un rimpianto che senti Questo di avere? È un rimpianto. Per un biografo è anche difficile, perché tutti si aspettano, no, che tu possa aver conosciuto, e purtroppo non c'è. Anche se poi in realtà non sempre le biografie si scrivono Non quando sempre. l'autore è in vita, anzi molte Escono volte ancora sono delle biografie su Napoleone, infatti, credo che quindi nessuno. non è detto E che quindi, il biografo... Però voglio dire, a parte questo, la grande fortuna in realtà è stata quella di poter, grazie alla famiglia, mettere a fondare le mani nell'archivio di casa, e lì sono addirittura emerse cose che nemmeno la stessa famiglia conosceva, insomma, del proprio marito, del proprio padre. Per esempio, quali sono delle cose Ad esempio, che sei riuscito a trovare una curiose? cosa curiosa, Terzani è sempre stato un uomo di sinistra, politicamente di sinistra, un uomo che ha creduto nel socialismo, nelle idee comuniste se vogliamo, curiosamente però non ha mai aderito al PC, Sì, storicamente. sì. Un dettaglio che abbiamo trovato in casa è stato invece 2 tessere del Movimento Federalista Europeo di quando aveva 18 anni. Ah, ecco. Siamo nel 55-56 e questa scoperta è stata molto interessante, perché è una scoperta che ci riporta appunto a un'epoca a metà degli anni 50, dove l'Europa inizia ad aprirsi, inizia a pensare a quel grande progetto dell'Unione Europea,
Altiero Spinelli, che è il fondatore del movimento federalista europeo, in qualche modo era stato capace di coinvolgere tanti giovani, di ispirare tanti giovani, quindi vedere questo 18enne Terzani che a Firenze per 2 anni consecutivi aderisce a questo movimento ci dà l'idea anche di un uomo che comunque in quel momento non era legato né diciamo, al sistema marxista né a quello diciamo, cristiano, legato alla DC. Invece tentava una terza via, che era quella europeista. E quindi è bello vedere questo ragazzo che in un qualche modo non restava intrappolato in Italia. Diciamo che Terzani è stato un po' il pioniere per diverse cose. Intanto il primo cervello in fuga. Assolutamente. E poi adesso mi stai raccontando anche questo, perché lo diciamo, no? Tiziano Terzani ha vissuto all'estero per diverso tempo, è stato uno dei primi che comunque ha veramente cercato la fortuna fuori. Come inizia la sua? Innanzitutto parliamo un po' dall'inizio. Tu hai fatto anche delle ricerche per quanto riguarda la sua infanzia. Abbiamo trovato quasi tutto, foto scolastiche, pagelle scolastiche, foto di famiglia vecchissime. Lui è nato nel settembre del 38, quindi in una Firenze che si stava purtroppo preparando al conflitto mondiale. È cresciuto in una famiglia poverissima, qui troviamo delle belle immagini di lui piccino a Firenze. Che faccia furbetta. Siamo all'inizio degli anni 40, il padre meccanico, madre sarta, che fanno tantissimi sacrifici per farlo studiare. Questo ragazzino è sveglio, capace e macina veramente chilometri. Si diploma con buoni voti al liceo Galileo, tra l'altro lo stesso liceo dove si è diplomata Margherita Hack. Ah, ecco. E continua gli studi perché vuole studiare, gli piace studiare. Si laurea col massimo dei voti alla Normale di Pisa. Hai detto niente. Che è la più importante università pubblica italiana, e da lì piano piano poi inizia prima un percorso professionale all'Olivetti, dove per 5 anni fa il manager all'Olivetti, che all'epoca era l'equivalente di una grande multinazionale di oggi. Poi dopo molla tutto, va a prendersi una seconda laurea negli Stati Uniti tra il 67 e il 69, lì studia la lingua cinese a Stanford, alla Stanford University. Quando torna in Italia dice: non voglio fare il manager, voglio fare il giornalista. Ecco, cos'è che, perché infatti so che questa è stata proprio una prima spaccatura nella sua vita, no? Perché appunto decide proprio di voltare pagina e di cambiare totalmente. Che cosa scatta in lui affinché poi possa fare questa scelta? Terzani è un uomo anche di grande insoddisfazione, cioè un uomo che cercava le sfide. Chiaramente la carriera manageriale e aziendale non era tagliata per lui, non vedeva senz'altro l'opportunità di viaggiare il mondo, ma non come manager. Quindi l'unico modo per viaggiare il mondo è fare il giornalista. Quindi ricordiamoci sempre che lui si è sempre definito come viaggiatore, quindi l'etichetta di viaggiatore è l'unica che possiamo in qualche modo attribuirgli. E come l'unico modo per viaggiare, tra i tanti modi, è quello di fare il giornalista. E lì capisce che invece che vendere macchine da scrivere è meglio usarle per raccontare storie. E lì muove i primi passi in alcune riviste nazionali come l'Astrolabio. Poi appunto quando ritorna in Italia fa il praticantato al Giorno di Milano come giornalista, dove conosce tra l'altro Bernardo Valli, Natalia Aspesi, Giorgio Bocca, quindi anche dei grandi riferimenti per lui. E nel 71, quando diventa giornalista professionista a tutti gli effetti, fa qualcosa di inaudito, perché ha una scrivania, ha una famiglia, ha 2 bimbi piccoli che nel frattempo sono nati, ha un ottimo stipendio, va dal direttore Italo Pietri e gli dice: voglio fare il corrispondente all'estero perché ho studiato cinese. E Italo Pietri gli dice: il posto più lontano dove potrai andare al massimo è Brescia. E chiaramente per lui dice: no, non ci siamo. Quindi si licenzia e gira tutta l'Europa finché non trova un grande editore, Rudolf Augstein, editore di Der Spiegel, grande settimanale tedesco, che gli dà una chance, un'occasione di partire come freelance a Singapore, e dal 72 in poi Terzani si trasferisce con tutta la famiglia in Asia e lì inizia una carriera internazionale straordinaria. Quindi anche un amore enorme da parte della moglie, qui ve la vediamo... Sì, questa è veramente una foto ad Hong Kong nel 67, lì aveva appena saputo che aveva vinto la fellowship per andare in America a studiare, quindi era contentissimo. Sì, e dicevo un grandissimo amore da parte della moglie che molla tutto per seguirlo. Probabilmente la moglie, ecco, che cosa faceva? Adesso immagino che sia... La moglie era una traduttrice, lavorava per Bollati, ecco, per Einaudi, quindi traduceva libri. Quindi comunque lei poteva anche occuparsi del lavoro a distanza in un certo senso. Autonomamente aveva una sua vita. Poi chiaramente quando sono nati i figli si è dovuto occupare della loro educazione per allevarli, eccetera. Però Angela è stata veramente, poi negli anni è diventata l'editor di Tiziano, perché essendo lei tedesca in qualche modo poteva aiutarlo anche nella gestione degli articoli che poi venivano stampati
in Germania. Ricordiamoci sempre che Terzani è stato per 30 anni un giornalista tedesco e quindi ha lavorato per i tedeschi, quindi noi lo conosciamo di riflesso perché collaborava con l'Espresso, il Messaggero, il Corriere della Sera. Quindi Angela è stata un grande punto di riferimento anche sul lavoro, non solamente nella famiglia. Molto bene, e queste sono le prime pillole di cui insomma che stiamo assaporando in questi giorni. Io ringrazio Alen per queste bellissime cose che ci racconta di un personaggio davvero carismatico come quello di Tiziano Terzani. Continueremo a parlarne per tutta questa settimana, quindi le cantine tornano domani, sempre alla stessa ora, noi vi aspettiamo. Io ti ringrazio Dagmar e Valentina per la loro musica, concluderanno questa nostra puntata e dopo ascolteremo un altro piccolo brano letto direttamente da te. A domani con le cantine di Platone, mi raccomando, non mancate. Diamond light, lover boy, you move in space with minimum waste and maximum joy. City lights, business nights, when you require streetcar desire for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance, no place to be ending but somewhere to start. No need to ask, it's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA, Chicago, west to Maine, across the north and south to Key Largo, love for sale. He's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Le conseguenze sociali del perseguimento di una politica ora tutta puntata sul profitto e determinata solo dalle regole del mercato sta producendo in Cina gli stessi scompensi e gli stessi sconquassi sociali che si sono visti in altri paesi del sud-est asiatico. Per il momento però la Cina, pur avendo già le deformazioni strutturali che hanno portato quei paesi alla crisi, la corruzione dilagante, la natura nepotistica del capitalismo, un sistema bancario instabile, sembra sfuggire alle ultime conseguenze. La speranza generale, specie in Occidente, è che la Cina si salvi e con ciò salvi tutti.